Proposte concrete per combattere la corruzione della pubblica amministrazione arrivano da Pier Camillo Davigo, magistrato che il fenomeno l'ha combattuto, ospita a Vicenza al convegno promosso dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Berlato. Milvandrioli. Dottor Davigo, nulla di nuovo sotto il sole, la lotta alla corruzione è sempre una battaglia in parte persa? Ma non in parte persa, in gran parte non combattuta, nel senso che gli strumenti idonei a fronteggiarla sono noti, sono previsti dalle convenzioni internazionali, altri paesi li hanno attuati e da noi non c'è verso di farli approvare. Dal pool di Mani Pulite a giudice della Cassazione, 38 anni in magistratura applicando la legge. Pier Camillo Davigo conosce bene il fenomeno oscuro della corruzione nella pubblica amministrazione, così bene da sapere anche come combatterlo efficacemente. Uno per tutti, quello che gli americani chiamano il test di integrità, cioè le operazioni sotto copertura, offrire denaro agli eletti e arrestare quelli che lo prendono. La politica sembra piuttosto sorda ai suggerimenti degli esperti. Nel mondo della politica c'è un po' di ritrosia a parlare di corruzione nella pubblica amministrazione, come se la politica avesse la coda di paglia. Noi riteniamo che sia opportuno parlarne e creare sinergie adeguate tra politica sana e magistratura. 120 miliardi di euro quanto costa alla collettività la corruzione in Europa, maglia nera all'Italia. Importante, conclude Davigo, non arrendersi. Il punto è che non ci sono le leggi che sarebbero necessarie e che quelle che vengono fatte di solito creano più problemi di quanti ne risolvono.